La Valle della Motta, una delle vallate più meridionali della Svizzera. Finalmente oggi parco, a tutela di un vero e proprio scrigno di biodiversità, ma che nel tempo fu minacciata da progetti imprenditoriali dall'esito potenzialmente devastante e alla fine sfregiata da un'imponente discarica. Qui oggi la natura e la storia vengono valorizzate da una vera e propria bolla rigenerante per il visitatore, eredità di quello che qualche milione di anni fa era un vero e proprio canyon profondo 500 metri al centro del Mendrisiotto. A farci compagnia nella puntata di oggi anche animali rari, la testuggine palustre europea, la genetta e il passero solitario. Benvenuti al Giardino di Albert! Buonasera a tutte e a tutti voi. Buonasera amici. Questa sera vi parleremo di biodiversità, di natura e vedremo come le attività dell'uomo possono avere un'influenza molto importante sui destini di un territorio. E per affrontare questo argomento ci troviamo nella regione del Mulino del Daniello, che rappresenta un po' il cuore, il centro del parco della Valle della Motta. Una superficie di circa 3 km di lunghezza che si snoda tra Novazzano, Coldrerio e Genestrerio. E siamo qui per diversi motivi, Cristian. Il primo è perché questa regione, come vedete, racchiude una bellezza naturalistica e paesaggistica veramente notevole. E alcuni anni fa è stata oggetto di un grande progetto di riqualifica al fine di preservare e valorizzare questi ambienti che, diciamo così, nel corso degli anni sono stati anche parzialmente intaccati dall'essere umano. Sì, e ricordiamo anche che nell'ambito del Festival della Natura che si è concluso proprio in questi giorni, una delle attività ha avuto luogo proprio qui al Mulino del Daniello ed ha permesso di affrontare i temi legati all'agricoltura tradizionale. E il nostro obiettivo oggi è quello di mettere in risalto la bellezza e la storia di questi luoghi affinché possiate avvicinarvi un po' di più ad essi, ed è anche un po' l'obiettivo del Festival della Natura questo. Bene, oggi vorremmo mostrarvi un biotopo pregiato che racchiude una biodiversità veramente unica, ma innanzitutto vorremmo proporvi un servizio che fa il punto sul progetto di conservazione della testuggine palustre europea, l'unica tartaruga svizzera autoctona. E questo progetto ha degli importanti sviluppi anche qui nella Svizzera italiana. 30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali fanno delle Alpi l'area con la più ricca biodiversità del continente europeo. La Svizzera è fortemente impegnata a preservare questa immensa risorsa, ma i cambiamenti climatici in corso stanno mettendo in pericolo gran parte di questo patrimonio. La frammentazione del paesaggio, l'espansione urbana, lo sfruttamento intensivo del territorio sono solo alcune delle minacce che incombono sugli ecosistemi svizzeri. Oggi essere sensibili a questi problemi è quasi normale, ma Jean-Marc Ducoteur lo era già quasi 30 anni fa, quando nel 1994 aprì un centro per il recupero delle tartarughe che in Svizzera stavano diventando un problema. L'obiettivo dell'associazione era quello di recuperare le tartarughe dalle orecchie rosse, le famose tartarughe della Florida, che la gente comprava per 2 franchi e che dopo qualche anno non sapeva più cosa farsene. Non c'era la possibilità di portarle in uno zoo, in un vivario, perché non le prendevano. Così la gente le rilasciava in natura, negli stagni e nei laghi. Ed è per evitare questo inquinamento ecologico che abbiamo fondato il centro. La passione aveva acceso la scintilla e Jean-Marc, ormai esperto del problema, voleva andare oltre. Dopo alcuni anni, nel 1999, ci siamo accorti che in Svizzera c'era una tartaruga, l'Emis orbicularis, all'epoca iscritta sulla lista rossa e considerata estinta in Svizzera. Decidemmo di avviare un progetto Emis per studiare questa popolazione e cambiare lo status di questa tartaruga in animale altamente minacciato. E quando un animale è altamente minacciato, si può avviare un programma di conservazione. La passione è contagiosa e per fortuna il programma ha buone chance di continuare.
Quando ci si occupa di tartarughe non è per 2 anni, è per tutta la vita e ora ho la fortuna di avere mia figlia, che è la specialista svizzera di testuggini e che si occupa del progetto EMIS. Naturalmente ne faccio ancora parte e ora aiuto mia figlia che ha preso la guida del progetto. Il progetto EMIS è iniziato nel 1999 quando avevo 9 anni e dall'età di 11 anni ho iniziato a catturare le mie prime testuggini sul campo e questo ha scatenato una passione che non ha fatto che aumentare. In seguito mi sono specializzata in biologia e ho studiato la testuggine europea, l'unica tartaruga autoctona della Svizzera. L'obiettivo del progetto EMIS era quello di monitorare le popolazioni residue della Svizzera, quindi di andare sul campo, contare il numero di individui per fare una stima della popolazione, ma anche di determinare la genetica di questa popolazione per essere sicuri che si trattasse della genetica giusta che corrisponde alla Svizzera. Quindi abbiamo EMIS orbicularis orbicularis per il nord delle Alpi e per il Ticino EMIS orbicularis ellenica. La corretta appartenenza genetica degli esemplari rilasciati è alla base di un'efficace reintroduzione. Uno dei fattori che però oggi preoccupa di più i ricercatori è un altro. Gli studi che abbiamo condotto finora in Ticino hanno messo in evidenza che abbiamo una piccola popolazione di testuggine palustre, abbiamo una ventina di esemplari unicamente in natura e che sono nettamente insufficienti per garantire la sopravvivenza della specie in Ticino. La principale causa del declino di queste testuggini palustre europee è proprio il degrado e la scomparsa dei propri ambienti naturali. Per questa ragione è fondamentale riuscire ad avere maggiori informazioni possibili sull'utilizzo dell'habitat naturale. Dal 2005 il gruppo EMIS Ticino si occupa di studiare la distribuzione di questa testuggine in Ticino per riuscire a capire come queste tartarughe utilizzano al meglio l'habitat. Alcuni esemplari catturati sono stati dotati di una particolare emittente e seguiti con la tecnica della radiotelemetria. In questo modo siamo riusciti a tutelare al meglio gli habitat realmente utilizzati dalla specie. Sebbene la EMIS orbicularis è una specie tipicamente acquatica, l'utilizzo dell'habitat terrestre è frequente, in particolare durante il periodo di riproduzione primaverile, in cui sia i maschi che le femmine si spostano anche fino a chilometri per cercare i luoghi adatti per deporre le uova. Grande appassionata della natura, Charlotte mai avrebbe pensato che un giorno la matematica avrebbe riempito gran parte delle sue giornate. Abbiamo anche lavorato al computer per realizzare una mappa dell'habitat potenziale della testuggine in Svizzera, che ci darà la possibilità di studiare nuovi siti per la reintroduzione delle tartarughe. Ad esempio, per gli individui che abbiamo reintrodotto in natura, li abbiamo dotati di trasmettitori per seguire i loro movimenti e l'utilizzo dell'habitat, per vedere se si adattavano bene al loro nuovo sito di reintroduzione. Una volta fatto, abbiamo creato stazioni di riproduzione per le diverse sottospecie e poi abbiamo stabilito un protocollo di reintroduzione. La reintroduzione è iniziata nel 2010 e da allora abbiamo reintrodotto in natura 222 individui. Anche il progetto EMIS Ticino ha recentemente ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente. In Ticino non abbiamo ancora rilasciato esemplari in natura, ma stiamo elaborando un progetto per creare una stazione ticinese per allevare la EMIS orbicularis che andrà ad aggiungersi alla stazione pilota già da alcuni anni presente sulle isole di Brissago. Un progetto di rafforzamento di una tartaruga non è un progetto di una sola persona, ma è un gruppo di persone, di enti che si mettono assieme per questo obiettivo comune e in Ticino abbiamo effettivamente la fortuna di avere il sostegno delle varie ONG, il sostegno del cantone e del Centro Nazionale di Coordinamento degli Anfibi e dei Rettili, il CARSH.
Siamo ben consapevoli che è difficile questo progetto, ma siamo fiduciosi che anche in Ticino questa tartaruga, la nostra unica tartaruga svizzera indigena, potrà finalmente diffondersi nuovamente. E speriamo che questa bellissima tartaruga riesca a ritrovare anche i suoi spazi vitali e chissà mai che magari un giorno la ritroveremo anche qua. Ce lo auguriamo. Noi nel frattempo però raggiungiamo Ivan Camponovo. Ciao Ivan. Ciao, Ciao. benvenuti nel Parco Valle della Motta. Grazie. Tu sei presidente della commissione scientifica del Parco Valle della Motta, nonché un profondo conoscitore soprattutto degli aspetti storici e naturalistici di questo comparto. Esatto. Ma com'è nata l'idea di creare un parco proprio qui? È nata alla metà degli anni '80, quando proprio si cercava un posto dove creare una nuova deponia per i rifiuti, e è stata scelta appunto la Valle della Motta, purtroppo, per ottenere i permessi di dissodare la parte superiore della valle. La Confederazione obbligò il cantone a istituire un parco per fare in modo di disporre di spazio dove compensare o ricreare praticamente tutti i valori naturalistici che erano presenti nella parte adibita di scarica. Però quest'area è anche un'area, come dire, ricca di storia, con tanta storia alle spalle. Sì, certo, non è solamente dal punto di vista naturalistico e anche paesaggistico, ma certo c'è una storia dietro. C'erano 3 mulini funzionanti fino a un po' di decenni fa. Il nostro mulino è ancora tuttora funzionante, per fortuna, e poi inoltre, molto importante, c'era l'industria dei laterizi che producevano tantissimi oggetti in argilla e davano lavoro a molte persone nel Mendrisiotto. Sì, c'era tutto l'aspetto anche legato alle fornaci, zona boscherina, insomma, certo. Parecchi posti di lavoro alla fine dell'Ottocento e inizio Novecento. Sì. Dicevi prima degli aspetti più naturalistici, sì. Sono legati a qualcosa di particolare di questa valle, un microclima, ci sono degli elementi interessanti. Sì, perché erroneamente viene chiamata Valle della Motta, ma in realtà è un canyon. Grazie a questa conformazione geologica all'interno della valle c'è un particolare microclima che non troviamo per esempio sulle pianure adiacenti. Questo permette di avere delle escursioni termiche molto limitate rispetto all'esterno, ma anche un'umidità molto presente, abbastanza elevata. Questo garantisce la possibilità di avere, specialmente per la micologia, delle specie molto rare e addirittura endemiche. Ho capito. E qua si trova anche qualche cosa di particolare, questi gradini per la risalita dei pesci. Sì, esatto, questo è una scala di monta per i pesci, è stata costruita circa 20 anni fa utilizzando la tecnica dell'ingegneria naturalistica, e questo permette proprio ai pesci di passare attraverso il roncaglia senza incontrare l'ostacolo che è rappresentato tuttora dalla chiusa. Ivan, noi ti ritroviamo tra poco all'interno del mulino. Esatto. Perfetto. Nel frattempo gettiamo lo sguardo poco distante da qua sul Monte Generoso, che è un massiccio calcareo che però per quanto riguarda l'acqua non è così generoso. E allora andiamo a vedere come facevano gli antichi alpigiani per poter soddisfare il loro bisogno di questo prezioso elemento. La valle di Muggio si estende dalle gole della Breggia fino alla vetta del Monte Generoso. Gli alpeggi di Nadig e Genor custodiscono ciò che resta della civiltà contadina. Queste costruzioni centenarie poggiano le fondamenta su una montagna di calcare che per sua natura tanto generosa non è riguardo a fiumi e ruscelli. Marc Bertogliati è ingegnere forestale e curatore del Museo etnografico della Valle di Muggio. La penuria di risorse idriche si lega in modo particolare alla natura carsica che caratterizza tutto questo territorio. In particolare qui troviamo il calcare cosiddetto di Moltrasio, o anche detto calcare selcifero lombardo, che ha una matrice appunto composta di carbonato di calcio, e la matrice calcarea è soggetta all'erosione chimica. Diventa solubile con l'azione delle acque meteoriche, quindi dalla pioggia, che contiene anidride carbonica. Si formano delle fessure, delle cavità, e con gli anni e i secoli anche delle grotte, fino addirittura dei laghi sotterranei, gli inghiottitoi,
e queste strutture drenano l'acqua nelle profondità e per questo motivo in superficie l'acqua è un bene scarso. Il calcare è una pietra ghiotta d'acqua, però, saggiamente lavorato, può servire a trattenerla. L'unica possibilità era quella di prendere l'acqua dal cielo, l'acqua piovana, che a tale proposito veniva prelevata da un tetto, magari il tetto più grande, e tramite un pluviale convogliata dentro la cisterna, che consiste in un deposito, se vuoi, una cavità dove l'acqua può soggiacere restando ferma, ma comunque con un volume sufficiente per alimentare poi uomini e animali. I muri della cisterna sono costruiti a secco, come anche la volta che la protegge. Può contenere fino a 12 metri cubi d'acqua. Ed ecco qui nuovamente il calcare. Trasformato in calce, serve per impedire che l'acqua sfugga dalle fessure tra le pietre. Paolo Crivelli è geografo. Da diversi anni si trasferisce sull'Alpe di Genor da metà maggio a metà novembre. Un periodo che corrisponde a quello in cui i contadini di un tempo si trasferivano sui fianchi scoscesi del Monte Generoso per pascolare il bestiame. Custode di un'architettura del passato, conosce l'ingegno con cui gli alpigiani mantenevano potabile l'acqua per diversi mesi. Per mantenere l'acqua potabile occorre qualche stratagemma, cioè veniva cosparsa della polvere di carbone e di legna che è prodotto nella regione, in modo che il carbone fa da filtro e deposita sul fondo quello che è impuro. La porticina in legno deve fare in modo che la luce non entri, perché altrimenti con la luce che arriva sull'acqua o sulle pareti della cisterna si sviluppano le alghe, ciò che renderebbe poi non potabile l'acqua da bere. Questo è proprio un pezzetto di grondaia. Prima dell'avvento del metallo, diciamo così, si usava il legno, no? E qui abbiamo potuto conservare un pezzo di grondaia, no? Scavata proprio dentro in un piccolo tronco di castagno, dove qualcuno appunto ha inciso pazientemente questa canaletta che poi ha portato l'acqua alla cisterna. È chiaro che il castagno andrà portato fin qui, perché il castagno è giù nei villaggi, mentre qui siamo a 1300 metri. Un'altitudine in cui troviamo ben poche sorgenti. Come fare quindi ad abbeverare il bestiame che si trova al pascolo, lontano dalle cisterne? Un'altra strategia che era stata adottata dalla civiltà rurale era quella delle bolle, che erano delle depressioni nel terreno che venivano scavate e impermeabilizzate in modo da raccogliere l'acqua piovana e mantenerla appunto nei mesi estivi. Una natura avara e dura, con cui gli alpigiani hanno dovuto imparare a convivere, da cui però sono stati capaci di estrarre ciò di cui avevano bisogno. I contadini che hanno vissuto prima erano persone che sapevano usare la pietra. Questi edifici sono centenari, perlomeno, e qui vivevano almeno 50 persone negli Alpi di Genor e Nadi, quindi un intero villaggio. E tutti dovevano avere le stesse risorse o il minimo delle risorse per poter vivere. Risorse come il latte e il formaggio, che permettevano loro di sopravvivere e dovevano essere conservati. Il freddo veniva custodito nelle nevere, frigoriferi circolari di pietra, al cui interno la neve persisteva fino alla fine della stagione dell'alpeggio. La nevera è una di queste costruzioni geniali che sono principalmente adatte a questo ambiente carsico. Nelle valli superiori del Ticino non la troviamo nel resto della Svizzera nemmeno. È per questo che la Valle di Mugio è considerata un paesaggio unico, perché le nevere in Svizzera ci sono solo qui.
Usare una forma rotonda in un ambiente rurale è un'eccezione. Si spiega anche col fatto che era determinante avere quella costruzione, cioè il fatto di usare la forma rotonda ci indica già che è una cosa straordinaria, indispensabile per la vita dei nostri allevatori di prima. E su questi versanti, no, del Monte Generoso è rappresentativa, in pochi metri ne trovate su questo sentiero una decina. Laddove scorre un ruscello, infatti, una nevera non era indispensabile perché si utilizzava la frescura dell'acqua per conservare i prodotti caseari. Ma di acqua che scorre in superficie, qui, non ce n'è mai stata. Il Mendrisiotto l'anno scorso, se ve lo ricordate, è stato colpito da una grave siccità. E non è detto che le soluzioni trovate dagli alpigiani di una volta per recuperare l'acqua piovana non possono essere utilizzate ancora oggi. E a tal proposito vi ricordo che la puntata del Giardino di Albert dell'11 di giugno sarà interamente dedicata alla siccità e alle sue conseguenze sui nostri boschi e sulle falde acquifere. E torniamo a parlare della Valle della Motta perché la decisione del cantone di istituire qui l'omonima discarica diede avvio ad un importante monitoraggio. In pratica si censirono tutte le specie animali e vegetali presenti in quest'area e questo permise di capire l'importanza naturalistica di questo comparto e al contempo di elaborare le giuste misure di compensazione per mitigare gli effetti della stessa discarica. Il comprensorio della Valle della Motta è ricchissimo dal punto di vista della biodiversità e questo grazie al mosaico di ambienti naturali diversi che qui si trovano. Troviamo il bosco, i corsi d'acqua, lo stagno, i campi coltivati, a tal punto che dallo studio del 1990 si censirono oltre 1000 specie diverse appartenenti al mondo animale e vegetale. Una settantina di queste specie fa parte della lista rossa delle specie minacciate di estinzione in Svizzera ed è per questo motivo che tutto il comparto è gestito attivamente. Significa che l'essere umano interviene per mantenere gli habitat ma anche conservare le specie che qui vivono. Pensiamo ad esempio alla natrice dal collare elvetica oppure ad alcune specie di anfibi, in particolare alla rana di Latas, che è uno di quegli anfibi più minacciati non solo in Svizzera ma a livello europeo. Però tu, Christian, ti sei portato appresso una pubblicazione molto interessante a tal proposito. Sì, vero? esatto, questo è un po' il sunto principale che ben riassume tutti i contenuti naturalistici e storici del Parco della Valle della Motta. È stato pubblicato dalla Società di Scienze Naturali nel 2002, ma è ancora molto attuale, quindi se volete approfondire leggetelo. Ma a proposito di storia del Parco della Valle della Motta, direi che c'è qualcuno che ci sta aspettando, quindi andiamo. Andiamo. Oh, ed eccoci. Buonasera, Fulvio Alseni. Buonasera. Buonasera. Noi ci possiamo dare del tu. Certo. Allora, tu sei il mugnaio e anche il responsabile degli stabili del mulino del Daniello. Sì. E noi adesso ci troviamo qua ai margini del fiume Roncaglia perché, diciamo, il mulino viene azionato partendo in un qualche modo da qui, grazie alla forza dell'acqua. Certo. Allora, che cosa avviene qua? Che cosa succede? Cosa si deve fare? Allora, per prima cosa si apre questa saracinesca in maniera che l'acqua scorra lungo il canale Molinaro e con la sua forza faccia girare la ruota del mulino, che farà poi girare tutti gli ingranaggi e la macina all'interno del mulino. Per la molitura del grano. Esatto. E una domanda, questo rigagnolo, questo fiumiciattolo che scende? Sì, questo rigagnolo qui, visto che il fiume porta sempre del materiale fine, prima di far partire la ruota si pulisce il primo pezzo di canale Molinaro, di tutte le particelle, di tutto il materiale esistente e lo si convoglia direttamente sul fiume, così che non porta giù materiale giù sulla ruota che è inutile. Abbiamo parlato di canale Molinaro, ma di che distanza stiamo parlando? Circa un 200 metri. Ah, quindi 200 metri arriva giù con una certa forza, immagino. Certo. Ecco, ma prima allora di entrare all'interno del mulino e vedere che cosa succede lì, voi seguite il biologo Federico Tettamanti sulle tracce di quegli animali che stanno subendo gli effetti dei cambiamenti climatici. E oggi in particolare seguiamo un animale poco noto che sta colonizzando la Svizzera.
Oggi Federico si reca al Museo di Storia Naturale di Ginevra, il più grande sul suolo svizzero, dove incontrerà Manuel Rudi, conservatore del museo. Scopriremo la genetta, una specie interessante e giunta da poco in Svizzera. La genetta è un piccolo carnivoro specializzato sui roditori. Si nutre di topi, topolini, ratti e anche di frutta, specialmente in autunno. È un animale rigorosamente notturno e boschivo. Ed è per questo che è molto difficile osservare delle genette in natura. E ancor di più quando sono a basse densità, come quando stanno colonizzando un nuovo territorio. Non le vediamo mai di giorno e spesso sono le fototrappole che ci permettono di scovarle e osservarle. Prima che i Fenici probabilmente l'aiutarono ad attraversare lo stretto di Gibilterra, la genetta comune era presente solamente in Africa, dove è una specie ancora molto comune. In Europa la troviamo quasi esclusivamente in Spagna e nel sud della Francia. La genetta prima era ritenuta una specie infestante, ma dalla sua protezione negli anni 90 ha cominciato ad espandersi, ha attraversato il Reno e la Loira. E ora la genetta si è espansa verso nord e verso est. Ha raggiunto le Alpi nel sud della Francia ed ha cominciato a colonizzare il nord dell'Italia. Ora il suo areale sfiora anche la Svizzera. Forse la genetta è stata favorita dal clima sempre più mite in Svizzera? Meteo Svizzera Gaia, buongiorno. Ciao Marco, sono Federico. Sono appena arrivato a Ginevra e ho visto che ci sono già molte persone che stanno facendo il bagno nel lago. Ma è vero che la Svizzera sta pian pianino copiando i climi di altre nazioni? Beh sì, si può dire così che effettivamente ci stiamo incamminando verso dei climi che non sono i nostri climi dei nostri nonni per certi versi. Gli scenari climatici per il futuro indicano che stiamo incamminandoci verso un clima che è più tipico delle regioni più a sud rispetto alla Svizzera, quindi la fascia che va dall'Italia centro-meridionale fin verso la Spagna. Nel 2019, nei pressi di Ginevra, abbiamo avuto la sorpresa di osservare una genetta, la prima della Svizzera. Nel 2020 c'è stata un'osservazione di genetta nel Canton Ticino. C'è un movimento di espansione naturale. L'habitat favorevole c'è. Forse erano gli inverni lunghi e freddi che impedivano una buona sopravvivenza delle genette. Sicuramente il cambiamento climatico gioca un ruolo. Cambia la vegetazione, cambiano gli ambienti. E la fauna segue questi mutamenti. Non è sicuro che la genetta di origine spagnola e del sud della Francia arrivi a causa del cambiamento climatico. Questa ipotesi non è provata. Nessuno lo sa esattamente. La certezza, invece, è che questa specie oggi è più protetta. L'arrivo di una nuova specie in Svizzera è generalmente una bella novità, perché porta della biodiversità. Ma non è sempre una buona notizia, perché in effetti bisogna differenziare le specie che sono indigene, come per esempio il ritorno della lince o il ritorno del lupo, che anche se creano molte sfide per la coesistenza con l'uomo, sono animali indigeni che trovano il proprio spazio nell'ecosistema locale. Invece ci sono delle specie esotiche che loro non hanno il loro spazio. Questa è piuttosto una cattiva notizia, perché vanno a creare dei problemi di coesistenza e di conservazione delle specie indigene. Non penso che il riscaldamento climatico andrà piuttosto a favorire le specie esotiche, anziché quelle indigene.
Quello che è sicuro, invece, è che le specie già al limite sud di distribuzione, con il riscaldamento climatico, spariranno, perché non sono adatte ad un clima caldo. Ma di colpo, altre specie meridionali amplieranno il loro areale di distribuzione verso il nord. Grazie a Manuel abbiamo capito che il clima, in particolare per la ginetta, ricopre un ruolo marginale per il suo arrivo in Svizzera. Il ruolo principale della sua comparsa lo dobbiamo principalmente alla conservazione che è stata fatta su questa specie nei paesi limitrofi. Dunque anche per le nuove specie che arrivano in Svizzera, la conservazione e il monitoraggio ricoprono un ruolo fondamentale per questi animali. mais cade dentro nel buco al centro della macina, che è formata da due macine, c'è quella sotto e quella sopra. E quella sopra, girando, la tritura. E con quello regoli... Con questo regolo la distanza tra le due macine per farla più fine o meno più grossa. E ora adesso cosa stavi facendo? Questo qui è un setaccio, la parte fine cade di sotto, quella grossa resta e la rimacino un'altra volta. Ma poi qua si può proprio sentire anche la fragranza, proprio il sapore del mais, certo, come dire, l'odore, certo. Posso? Sì. Buona questa polenta. Buona. Polenta speciale. Bene, Fulvio, grazie mille per averci fatto vedere il funzionamento di un mulino. Niente, è stato un piacere. Grazie. Buon lavoro, grazie. Buon grazie lavoro. E a proposito di storia dei mulini, Ivan, tu hai scritto questo libro che riprende la storia dei 3 mulini della regione. Diciamo che questo libro è nato grazie al ritrovamento di un importante archivio che è rimasto per decenni chiuso in una camera qui sopra, e questo archivio comprende circa 1300 documenti, partendo dal più vecchio del 1807 fino all'inizio del Novecento. Perciò quasi tutti manoscritti, e grazie a questi documenti è stato possibile ricostruire la storia sia del mulino del Dagnello sia degli abitanti del mulino, in particolare la famiglia Galli che ha abitato il Dagnello per tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento. E non soltanto questo, ma grazie a questi manoscritti si è anche ricostruito un po' la storia del nome del mulino del Dagnello. Sì. Da dove deriva? Tra le varie cose è stato anche scoperto l'origine del nome Mulino Dagnello. Inizialmente si pensava che derivasse dal primo mugnaio Daniele Galli, che è arrivato da Arezzo all'inizio dell'Ottocento, ma poi leggendo questi documenti ho scoperto che il nome Mulino del Dagnello proveniva dal nipote Giovanni Galli, detto il Daniele. Bello intricato. Senti, moltissime informazioni che si possono scoprire in questo volume, ma anche con una visita direttamente qui, perché c'è anche un museo a disposizione del pubblico. Esatto, abbiamo creato un museo, poi con la ristrutturazione l'abbiamo anche ampliato e adesso si possono vedere appunto tutte le particolarità dei prodotti che venivano macinati al mulino e anche degli oggetti del mugnaio come dei mobili appartenuti alla famiglia Galli. Grazie mille Ivan per tutte queste informazioni. Grazie a voi. Grazie. E amici, eccoci alla tappa conclusiva
del Giro della Svizzera in bicicletta di Federico Tettamanti, che nel suo viaggio ci ha fatto scoprire alcune delle specie animali più influenzate dai cambiamenti climatici. Conseguenze che però, va detto, non sono sempre negative. Ad esempio, l'innalzamento della temperatura può favorire l'espansione di alcune specie. E allora accompagniamo per l'ultima volta Federico nel suo viaggio di ritorno in Ticino, dove incontrerà il passero solitario. Federico sta terminando il suo viaggio. Dopo essere partito dal Ticino e aver visitato le Alpi Bernesi e tutta la Svizzera romanda, ritorna a casa dove visiterà l'ultimo esperto. Abbiamo conosciuto esperti che ci hanno spiegato e raccontato le loro specie di animali oggetto di anni di ricerca. I biologi e naturalisti ci hanno fatto capire che dobbiamo proteggere l'intero ecosistema se vogliamo preservare la natura. Non è sufficiente proteggere una singola specie. Ciao Marco, sono sulla Nuferen e il passo è appena stato aperto e vedo che la neve si è già sciolta abbastanza, ma in Svizzera è sempre più caldo negli ultimi anni. Sì, è proprio vero, in Svizzera le temperature sono in aumento e fa sempre più caldo. Pensa a te che sull'arco di tutto l'anno, mediata su tutta la Svizzera, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un aumento della temperatura di circa 1,2 gradi, mentre nei 70 anni precedenti è stato solo di 0,8 gradi e quindi il riscaldamento sta accelerando. La Svizzera ha diversi tipi di cave e l'unica cava di marmo della Confederazione la troviamo in Ticino, più precisamente a Peccia. Parliamo di cave perché le cave sono un habitat idoneo per diverse specie di avifauna rupestre, come il passero solitario, che è la specie che scopriremo oggi. Questa specie ci sarà raccontata da Roberto Lardelli, ornitologo e presidente di Ficedula, l'associazione per lo studio e il monitoraggio dell'avifauna ticinese. Il passero solitario è una specie rupicola, ha bisogno di un ambiente molto caldo, quindi termofilo, esposto verso sud, aperto. Si installa volentieri nelle cave, la troviamo distribuita in tutta l'area mediterranea, circumediterranea, la troviamo nel Caucaso, la troviamo nel Nord Africa e ha bisogno di un ambiente ricco di ambienti differenziati e non ama assolutamente la monotonia, e anche le cave sono un buon crogiuolo per trovare tutto quello che gli serve per alimentare i propri piccoli. Il passero solitario si nutre di insetti, grandi insetti, altri invertebrati, piccoli rettili, anche lucertole, gechi nell'area mediterranea. Il riscaldamento climatico sul passero solitario può avere due effetti. L'aumento di temperatura con una riduzione delle precipitazioni sicuramente avrà un effetto positivo. Se invece il cambiamento climatico porterà con sé un aumento delle precipitazioni, potrebbe addirittura avere l'effetto contrario. Una condizione sine qua non per il mantenimento delle popolazioni di passero solitario sono un ambiente tradizionale, ricco di biodiversità, potrà essere veramente una fonte importante di risorse per questa specie che al momento è ancora rara e minacciata. Ne abbiamo infatti dalle 15 alle 25 coppie sul territorio nazionale. Il passero solitario ci aspettiamo che approfitti dei cambiamenti climatici, quindi dell'aumento delle temperature, sempre se le precipitazioni saranno concentrate in periodi ridotti, non potranno che avere un effetto molto positivo per questa specie. Ma è tutto da verificare, tutto da vedere cosa succederà nei prossimi anni. Sono proprio curioso. Il passero solitario è dunque una specie in pericolo che bisogna conservare.
Le cave e le pareti rocciose gli offrono delle condizioni ottimali per sopravvivere. Come lui, altre specie soffrono e necessitano di piani di conservazione. Ma come si può fare? Ogni specie ha le sue caratteristiche, chiaramente. Se vogliamo conservare a medio e a lungo termine piccole ma importanti e significative popolazioni di specie rare e minacciate che fanno comunque la biodiversità del nostro paese e anche la ricchezza faunistica del nostro paese, bisognerà tentare in tutti i modi di garantire un equilibrio e garantire delle condizioni come queste. Proteggere una specie significa indirettamente proteggere il suo ecosistema. Per questo vengono chiamate specie ombrello. Il passero solitario è certamente una bella specie ombrello perché tiene sotto di sé tutta una serie di specie che sono collegate. Possono essere il codirosso spazzacamino, la rondine montana, il falco pellegrino, qualche grosso rapace notturno, ma anche nel piccolo rettili, qualche anfibio, insetti diventati ormai rari, quindi assolutamente sì, oltretutto una bella specie ombrello. Grazie Roberto, gentilissimo. Roberto ci ha fatto scoprire una specie che potrebbe essere favorita dal riscaldamento climatico, ma da solo questo fattore non è sufficiente per aumentare la dispersione del passero. Servono anche habitat idonei, fondamentali per permettere la conservazione. È veramente un posto splendido questo, Marco, comunque. Una specie di oasi di pace. Sicuramente è un posto dove tutti possono rigenerarsi con calma e tranquillità. È vero. Noi siamo nel frattempo con Marco Tela, presidente della Fondazione Galli, che tra le altre cose ha il compito di gestire il parco della Valle della Motta. Marco, questa è una zona, un'oasi di pace, di tranquillità, come stavi dicendo, e però non è sempre stato così, perché in passato ha rischiato di diventare altro. Di che si tratta? Durante gli anni 70, nel momento del boom economico, le grandi imprese petrolifere volevano realizzare i propri depositi nel Mendrisiotto, tant'è che alcuni li troviamo ancora sparsi nel Mendrisiotto. Quindi hanno contattato il signor Iginio Galli, che era il proprietario della famiglia Galli, il loro rappresentante, chiedendogli questo terreno e gli avrebbero offerto nel 1970 1 milione di franchi. Però il signor Galli non ha voluto e non ha accettato questa somma perché, secondo lui, i depositi di idrocarburi avrebbero inquinato l'acqua nella Valle della Motta. È stata qui la Migrol di Zurigo, lei dice società petrolifera. Sì, sì. E mi ha cercato questo terreno qui, vede, tutto questo bel qui. pezzo di terreno Eccola, qui. questo terreno Uno degli qui. ultimi bei pezzi di Ecco, terreno. che bel piano. E mi ha cercato, mi dicevano 40 franchi al metro, perché io l'ho comprato per 2 o 3 anni fa laggiù. Io sono rimasto meravigliato, non sapevo perché. Allora dice, ma no, ce ne diamo che 50-60. È già sospetto, quando pagano così caro è segno che c'è qualche cosa. Io ho domandato, perché che cosa volete fare? Ah, dei serbatoi e petrolio. Per l'amor di Dio, fuori di qui e li ho mandati via. Potevo prendere 1 milione io dalla mia proprietà qui. E mi sono rifiutato. È bello, e oggi questo spazio è diventato, come si diceva appunto, un'oasi di pace, ma un po' per tutti, anche per le famiglie, per le scuole. Com'è che viene usufruito questo spazio? L'idea di ristrutturare il mulino è nata perché appunto gli stabili erano del 1800 e quindi avevano erano un po' datati, ma poi volevamo anche dare un indirizzo didattico, informativo, per fare in modo che le nuove generazioni riescano anche ad apprezzare quello che c'è nella natura. Sono spazi dedicati da una parte ai privati che possono venire a passeggiare, ma poi soprattutto alle scuole e anche ad associazioni, gruppi, aziende. Questo è l'obiettivo. Sì, siamo aperti anche appunto ad associazioni o aziende che vogliono immergersi anche loro nel verde e nell'oasi del parco, pur dovendo magari svolgere dei lavori o comunque delle assemblee o dei momenti un po' particolari
però ritrovati qui in questo parco stupendo. E noi vorremmo anche però invitare veramente a casa, perché è un posto da visitare anche per le famiglie, anche proprio come luogo di relax in cui potersi concedere un attimo di pausa. Ma in questo bellissimo luogo siamo giunti alla conclusione della nostra puntata e quindi vi salutiamo. Marco, grazie, buon lavoro e una buona serata a tutti voi. Arrivederci. Grazie mille, buonasera.